Una collezione unica a livello nazionale, paragonabile a quella di alcuni affermati centri europei. Sono oltre 25.000 i manifesti originali della collezione Salce, frutto del lascito di Nando Salce alla sua morte nel 1962. Opere realizzate tra la fine dell'Ottocento e gli anni 40 del Novecento. Oggi, a 55 anni dal lascito, lo Stato è riuscito a dare finalmente una casa stabile alla raccolta del ragioniere, con il Museo Nazionale Collezione Salce, situato negli ambienti dell'ex convento annesso alla chiesa di San Gaetano. Ora si tratta di un complesso demaniale costituito da una chiesa che è demaniale ma rimane consacrata e che finalmente viene riaperta al pubblico dopo un importante intervento strutturale, perché taluni problemi di cedimento della cupola avevano consigliato una chiusura fin dalla metà degli anni 90, quindi finalmente la chiesa sarà riaperta al pubblico con tutta la sua straordinaria quadreria, con il suo bellissimo organo Callido del 1770 che abbiamo anche tutte le intenzioni di far suonare con attività concertistica. A questa chiesa è annesso un corpo di fabbrica che è stato utilizzato appunto per l'allestimento museale, per il progetto museografico. Il museo consterà di 3 ambienti espositivi che sono stati attrezzati appositamente per l'esposizione della grafica. Illustri persuasioni, la Belle Époque è il titolo della mostra che andrà a inaugurare la sede espositiva. Il 26 maggio ci sarà l'apertura di questo nuovo museo nazionale che di fatto è stato istituito giuridicamente solo alla fine del 2014, anche se la collezione Salce appartiene allo Stato per lascito testamentario fin dal 1962. Apre questo primo contenitore museale che è stato concepito come un luogo di esposizione nel quale mostrare a rotazione i pezzi della collezione. La rotazione dipende naturalmente sia da una scelta di opportunità, perché i pezzi sono oltre 25.000 e quindi naturalmente non si può che selezionarli, non si può pensare di esporli tutti contemporaneamente, ma anche per esigenze conservative, perché i materiali cartacei sono fragili e possono rimanere esposti non più di 4 mesi. Quindi questo museo, questo contenitore si proporrà con una sequenza di esposizioni di volta in volta definite secondo un progetto scientifico, con l'obiettivo appunto di mostrare il maggior numero di materiali possibili. L'evento di apertura è Illustri persuasioni, capolavori pubblicitari dalla collezione Salce, in 3 tappe. La prima dedicata alla Belle Époque, presenterà materiali dalla fine degli anni 80 del XIX secolo fino alla Prima Guerra Mondiale. La seconda tappa si occuperà dei materiali tra le 2 guerre e l'ultima, infine, mostrerà i materiali meno noti della collezione, cioè quelli più recenti, dalla secondo dopoguerra fino al 1962, che è la data appunto di chiusura della collezione. Importante polo museale che va ad arricchire l'offerta culturale del centro storico, con i rinnovati musei civici, il Bailo e il complesso di Santa Caterina che sorge a pochi passi da questa rinnovata sede nazionale. Per la città un motivo d'orgoglio e anche di una possibile collaborazione culturale. Intanto ringrazio il Ministero, ringrazio la dottoressa Marta Mazza e il direttore Daniele Ferrara perché hanno lavorato in modo straordinario per preparare questo edificio e vi assicuro, io l'ho visto in corso d'opera, è stato un lavoro veramente incredibile. La collaborazione, certo, faremo una collaborazione con questo Museo Nazionale Collezione Salce e posso anche dire che ci sarà a breve una mostra a Santa Caterina che legherà ciò che abbiamo a Santa Caterina con i manifesti della collezione Salce. Quindi fra poco avrete anche questa sorpresa iniziale di una collaborazione che vogliamo nel tempo sempre più solida. Un museo unico in tutto il panorama nazionale. È una collezione importante non soltanto per il suo valore storico-artistico, qui abbiamo tra i maggiori artisti italiani ed europei impegnati anche nell'ambito della grafica pubblicitaria, da Boccioni a Muca e tanti altri.
È un museo importante perché è proprio l'oggetto manifesto pubblicitario, no? L'immagine pubblicitaria che entra così nel vivo, no? Delle nostre vite quotidiane, no? A volte anche in maniera intrusiva, che però ecco, può far capire il valore culturale, no? Anche di questo tipo di immagini, e quindi riconoscere, no? Un valore estetico, un significato estetico, conoscere la storia, l'arte, anche attraverso appunto immagini di questo tipo.